dal Pala Franchetti di Mestre, l'ultimo atto, il play out di ritorno tra il Mestre Fenice e l'Itria Football Club. Pala Franchetti gremito, inizia la partita col Mestre Fenice subito in pressione. Qui Galliani intercetta solo per un momento il tiro di Odoardo, l'occasione di passare in vantaggio per l'Itria. Dei suoi compagni è un po' lontano. Cullani intanto al centro, occasione Ruzzene, fuori di poco. Mazzon non riesce ad agganciare la sfera, da Silva il tiro, gol! L'Itria è in vantaggio, 0-1 al Pala Franchetti, ha segnato proprio lui, l'avevi appena citato, Bruno da Silva. Attenzione, tutto solo, sfiora il 2-0, il numero 10 Ferri, non ci è arrivato di un capello, ma che giocata. Mazzon, la deviazione, il miracolo di Palazzo. Genovesi contro Ferri, la possibilità dello 0-2 dell'Itria. Genovesi lo para. Moscoso, occasione, Moscoso! Gransi Moscoso, l'esperienza, fa l'1-1. Inizia la ripresa, muove palla il Mestre Fenice. Attenzione, grande intercetto del numero 12 Foppa, poi la parata, la paratona di Odoardo ancora, strepitoso. La conclusione al gol, ancora lui, la doppietta, infermabile, eterno, Bruno da Silva, col mancino, fa secco di Odoardo, 1-2. Pailati, Ruzzene può calciare col mancino, incrocio clamoroso, ha spaccato la traversa, che con il mancino va a lungo da Cullani, di prima per Mazzon, bella giocata degli uomini di Landi, Ruzzene, che azione meravigliosa, il pareggio di Cullani, 2-2, ma è come se avesse segnato tutto il Mestre Fenice. Ottima azione, in questo caso Ruzzene non è stato egoista come nell'azione precedente, Cullani ha seguito l'azione, si è trovato la palla solo da spingere in rete. Si rifugia da Palazzo che va a lungo, il pallonetto al centro, gol clamorosamente sbagliato, divorato, era tutto solo Ricci, bella azione anche questa dell'Itria. Petri, un tocco in più e la solita giocata di Palazzo che perde palla, porta vuota, Mazzon, incredibile errore del Mestre Fenice, incredibile. Bailati cerca l'imbucata per Petri, Ruzzene, palo clamoroso, è già il secondo legno colpito dall'altra parte, siamo già in avanti con il calcio d'angolo per l'Itria dopo la respinta di Odoardo, ancora battuta di fretta, sempre lui dalla battuta. Che gol, dove l'ha messa? Ma dove l'ha messa? Sotto l'incrocio, ne abbiamo appena parlato bene, aggiungiamo un voto in più, 3-2, punizione spettacolare, l'Itria in vantaggio a 5 minuti dalla fine. 1:13 da giocare, Galliani, Bui va al tiro, ancora lui, incredibile, Palazzo, la porta vuota e sfiorano il colpo del KO, la porta è vuota da Silva, il pallone resta lì, Galliani, incredibile, ancora il pallonetto fuori, 6 secondi, Galliani deve andare alla conclusione. L'ultimo fondo, forte. Bui, Ruzzene, il gol incredibile, un rimpallo per il 3-3, è gol confermato, 3-3, ma come è entrato questo pallone, mister? Non lo sappiamo proprio. In una finale play-out in casa, sotto 3-2, pareggio a 0-0 e si parte, 5 minuti effettivi. Moscoso, Mazzon, la porta vuota e Galliani fuori. Parte il numero 94, Cullani, destro, fuori. Mazzon se l'allunga, Mazzon, porta vuota, il primo vantaggio del Mestre Fenice, lo segna ai supplementari, Barnaba Bui. Mazzon porta vuota, Mazzon! Luca! Mazzon 5-3.
cronometro che passerà in fretta per l'Itria e molto lentamente per il Mestre, che però ha un'altra chance a porta vuota. Galliani 6-3 più 3. Ecco l'imbucata di Odoardo, para sulla linea. Mazzona ancora, Galliani, doppietta di Galliani, 7-3. E adesso possiamo dirlo, è veramente finita, mister. Adesso sì. Il Mestre Fenice centra la salvezza della Serie 2 Elite, retrocessione per l'Itria.